Cari telespettatori, ben ritrovati, siamo in diretta da Piazza Minucci, vi stiamo trasmettendo da qui perché è una giornata storica quella che ci apprestiamo a vivere insieme per Vittorio Veneto. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, farà la sua visita qui in città e lo farà in una giornata del tutto particolare per le celebrazioni del 74esimo anniversario della liberazione. Noi seguiremo minuto per minuto, passo dopo passo, la visita appunto del Presidente Mattarella. Lo faremo con diverse postazioni perché la visita prevede in un primo momento l'arrivo del Presidente in Piazza del Popolo. Dovremmo anche già avere le immagini che ci giungono. Vediamo una Piazza del Popolo sgombra da un lato ma gremita invece nelle parti laterali. Tanti sono i cittadini che, complice anche il sole un po' inaspettato, hanno voluto essere presenti per questo importante avvenimento in Piazza del Popolo. Un secondo momento invece avrà luogo al Teatro Lorenzo da Ponte qui a Vittorio Veneto, a Serravalle. Noi vi stiamo parlando proprio da qui perché a pochi passi dalla nostra postazione avranno luogo i discorsi ufficiali. Ecco, noi dovremmo avere anche la possibilità di collegarci con il centro Victoria, dove farà il suo atterraggio l'elicottero del Presidente. Ecco, vediamo già nelle immagini appunto l'area antistante al campo di atletica che i vittoriesi riconosceranno. Intanto possiamo comunque andare in onda con le immagini da Piazza del Popolo, così teniamo sotto controllo entrambe le postazioni. Però tra qualche istante dovrebbe arrivare l'elicottero presidenziale. Ecco, siamo in attesa, sentiamo cosa ci dicono. Ancora tutto tace appunto in quel del centro Victoria, in quel della pista di atletica, però mi dicono che tante sono le persone che anche lì stanno attendendo l'arrivo del Presidente. Noi nei giorni scorsi sta arrivando, mi dicono che, allora rimaniamo collegati da qui perché abbiamo intervistato anche il sindaco Roberto Tonon, magari lo faremo sentire nei prossimi minuti, però ci concentriamo allora. Mi dicono che dovrebbe arrivare, perché sapete che ci sono anche diversi elicotteri che ovviamente stanno garantendo la sicurezza di questa visita. La città da un certo punto di vista è blindata, dall'altro tra un minuto, mi dicono, ecco, dovrebbe arrivare il Presidente della Repubblica. Teniamo quindi la doppia immagine, da una parte il centro di Vittoria, dall'altra teniamo pure Piazza del Popolo, perché una Piazza del Popolo baciata dal sole, quella che oggi ci farà compagnia, speriamo, almeno ce lo auguriamo. Una visita, vi do un po' il programma, tenendo pure questa immagine, vi do il programma di quello. Sta arrivando? Allora, tra qualche istante lo vedremo anche nei nostri monitor. Ci sarà un primo momento, come vi dicevo, in Piazza del Popolo. Il Presidente farà il suo ingresso in piazza, ci saranno gli onori al Presidente della Repubblica, una deposizione, la deposizione di una corona al monumento del Murer e poi ci sarà anche l'alzabandiera. A seguire il Presidente si sposterà, come detto, al Teatro Lorenzo da Ponte e qui ci saranno i discorsi. Inizierà il sindaco Roberto Tonon, poi ci sarà il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia e poi andremo a sentire appunto il discorso del Presidente Mattarella. Ecco, stiamo vedendo le immagini. Ecco, attimi concitati, per la prima volta un presidente, mi dicono che sta arrivando un altro elicottero, quindi non è l'elicottero presidenziale. Per la prima volta, dicevo, un Presidente della Repubblica fa il suo arrivo a Vittorio Veneto
nella giornata del 25 aprile. E quindi noi ci apprestiamo a vivere insieme questo momento storico. Noi avremo le immagini appunto dell'elicottero, sono immagini in esclusiva per quello che riguarda la nostra emittente televisiva. Abbiamo Leonardo Segat e Alessio Denardi sul posto, poi ci affideremo alle immagini che ci arrivano dal circuito ufficiale del Quirinale, sia per quello che riguarda il momento celebrativo, commemorativo in Piazza del Popolo, sia per quello che riguarda il Teatro da Ponte. Ecco, vediamo l'atterraggio di un elicottero, dovrebbe essere quello del presidente Sergio Mattarella, ce lo confermano, sì. Adesso vediamo appunto con le nostre immagini il presidente Mattarella. Lo ricordiamo che questa mattina, poche ore fa, alle ore 9, all'Altare della Patria ha deposto una corona, sempre appunto in ricordo della giornata della liberazione. Adesso appunto vedremo che cosa. Intanto vediamo altre immagini che ci arrivano Sta scendendo, ecco, allora sta scendendo, ce lo dicono i nostri inviati, perché dalla nostra postazione torniamo qui in studio, perché appunto ovviamente si stanno preparando le immagini in Piazza del Popolo. Sta scendendo, appunto salirà in auto, l'auto lo porterà in Piazza del Popolo. Ad attenderlo lì al centro Victoria il prefetto di Treviso, mentre il sindaco Roberto Tonon insieme al presidente Zaia lo attenderà in Piazza del Popolo. In Piazza del Popolo non ci saranno discorsi, stiamo a vedere proprio in questi momenti un po' concitati, perché c'è da dire, lo ricordiamo, che i vittoriesi attendevano con ansia. Intanto sta salendo, è salito in macchina il presidente, lo attendevano con ansia in occasione delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. Lo scorso anno così non è stato, perché il presidente ha celebrato appunto la conclusione della Grande Guerra a Trieste, però insomma il regalo ce lo sta facendo quest'oggi, in questo 25 aprile. Proviamo intanto, mentre i nostri si sistemano, è partito, è salito in macchina perfettamente, andiamo a dare uno sguardo in Piazza del Popolo, perché veramente il tragitto che separa il centro Victoria alla Piazza del Popolo è veramente breve, e quindi noi intanto sentiamo il sorvolo degli elicotteri qui sopra di noi. Dicevo prima che il presidente Mattarella, intanto iniziamo ad alzare anche l'audio di Piazza del Popolo, così ci prepariamo a sentire anche, vediamo i reparti schierati. Dicevo, questa mattina il Presidente era all'Altare della Patria per la deposizione di una corona. Da qui il Presidente si è recato all'aeroporto di Ciampino, ha sorvolato lo stivale e stando alle informazioni, ecco, intanto vediamo l'auto, il cordone, o meglio il cordone di auto che sta partendo dal Victoria, giusto? Ecco qui, vediamo insomma che pur non avendo pubblicizzato molto il luogo dell'atterraggio del Presidente, in tanti si sono assiepati al centro Victoria, anche perché nei giorni scorsi insomma diversi elicotteri sono stati visti in quella zona. Il presidente Mattarella è arrivato all'aeroporto militare di Istrana, da qui in elicottero appunto è giunto a Vittorio Veneto ed ora si appresta a fare il suo ingresso in Piazza del Popolo. Io direi che potremmo andare a sentire il sindaco Roberto Tonon, pronti ad interromperlo qualora il presidente Mattarella dovesse arrivare. L'abbiamo sentito proprio poche ore fa e ci ha fatto così capire la sua emozione e l'orgoglio da vittoriese per la visita del presidente Mattarella.
Tra poche ore il Presidente della Repubblica arriverà a Vittorio Veneto. La città come si appresta ad accogliere il Capo dello Stato? Con la stessa gioia con la quale lo ha invitato, abbiamo sperato che fosse possibile avere la presenza del Capo dello Stato durante il centenario e la sorpresa di averlo in città il 25 aprile raddoppia la felicità della città perché è la prima volta che un Capo dello Stato si reca a Vittorio Veneto per la commemorazione della Festa della Liberazione. Ecco, perché proprio Vittorio Veneto per le celebrazioni della Liberazione? Perché Vittorio Veneto è una delle 7 città medagliate con l'Università di Padova del Veneto per la lotta di resistenza, per la lotta di liberazione e quindi avere il Capo dello Stato che per la prima volta nel suo mandato viene in provincia di Treviso e per questo abbia scelto la città di Vittorio Veneto, per noi e per la città tutta rappresenta un ulteriore motivo di gioia perché rappresenta l'unità nazionale e a Vittorio Veneto dopo la pace cosiddetta del 1918 la vera pace poi è scoppiata con il 25 aprile 74 anni fa. Il fatto che il Presidente della Repubblica abbia scelto unica città in tutta Italia, Vittorio Veneto, per ricordare nel 2019 quanto avvenne 74 anni fa, per la città tutta rappresenta sicuramente un onore impagabile. Tanti sistemi di sicurezza messi in atto nei giorni scorsi, ora è giunto il momento di festeggiare il Presidente. Sì, i sistemi di sicurezza in realtà sono i medesimi che sono stati messi in atto durante il centenario per tutti i raduni. Adesso comincia la festa, sicuramente sarà una festa per tutta la città. Ci auguriamo che anche sia così per il Presidente della Repubblica che viene a Vittorio Veneto per la prima volta dopo che da ministro il papà dell'attuale Presidente della Repubblica c'era già stato per ben 3 volte. Che cosa dirà al Capo dello Stato? Beh, credo tutta la gioia di avere il Capo dello Stato, il nostro Presidente della Repubblica qui a Vittorio Veneto. Lo considero anche un dono, visto che siamo alla conclusione del nostro mandato amministrativo e credo soprattutto di portare la voce di quei cittadini che, sapendo che sarebbe venuto il Capo dello Stato a Vittorio Veneto, in diversi mi hanno detto: quando stringerà la mano al Presidente dica che siamo tutti noi che stringiamo la mano a lui, facendo i complimenti per quello che fa e dicendogli, come si dice in dialetto, tien duro. Ecco qui, vediamo le immagini in diretta da Piazza del Popolo. Il Presidente Mattarella è sceso in questo istante e sta per fare il suo ingresso in piazza. Qui ci sarà la resa degli onori. Sentiamo i vittoriesi che applaudono il Presidente.
Ecco, ora ci sarà il momento solenne, il momento celebrativo. L'applauso dei vittoriesi. Abbiamo visto i bandieroni issarsi sui pennoni di Piazza del Popolo, ora la deposizione della corona al monumento del Murer, al monumento ai caduti. Un momento molto toccante, quello che abbiamo appena vissuto insieme. Un momento breve, quello che appunto vedrà il presidente Mattarella in Piazza del Popolo. Però abbiamo visto che l'abbraccio dei vittoriesi, lo sentiamo in questo momento, sentiamo scroscianti gli applausi e vediamo anche il presidente che si ferma a salutare i vittoriesi, a salutare le persone. Ecco, questo molto probabilmente è un fuori programma, perché
appunto tra pochi minuti il Presidente è atteso al Teatro da Ponte di Vittorio Veneto per le allocuzioni ufficiali, ma il Presidente Mattarella sta stringendo le mani dei vittoriesi. Un bel segnale, ora sale in macchina il Presidente Mattarella e tra pochi istanti appunto farà il suo arrivo percorrendo Viale della Vittoria, farà il suo arrivo qui al Teatro Lorenzo da Ponte. Vediamo, ecco, la macchina presidenziale scortata che sta partendo, entra in Viale della Vittoria. Ecco, e queste appunto sono le immagini di una Piazza del Popolo veramente vestita a festa in questa giornata del 25 aprile. Che cosa accadrà tra qualche istante? Il Presidente farà il suo arrivo appunto al Teatro da Ponte. Al Teatro da Ponte ci sarà il saluto del sindaco Roberto Tonon, ci sarà il saluto del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Seguirà poi una relazione storica da parte di una docente dell'Università di Padova. Poi ci sarà un altro momento tutto vittoriese. Ci sarà la testimonianza della cenedese Francesca Meneghin, che ha vissuto in prima persona il periodo della Resistenza. A seguire ci sarà l'intervento del Presidente Mattarella. Ecco, intanto noi ci prepariamo a seguire, vediamo anche se avremo modo di vedere da una delle nostre postazioni l'auto presidenziale. Dicevo, ci saranno diversi momenti non abbiamo le immagini. Non abbiamo le nostre immagini, non importa, tra poco però chiediamo intanto alla regia di proporci le immagini che ci arrivano da Serravalle, perché tra pochi istanti appunto arriverà qui il Presidente. Dicevo, tra i vari interventi, le varie orazioni, ci sarà la possibilità anche di ascoltare i canti del coro Col di Lana. Torniamo intanto con le immagini in questo rimbalzo tra Piazza del Popolo e le immagini anche personalizzate della nostra squadra. Sentiamo l'inno di Mameli che viene nuovamente eseguito in piazza. Ed ora invece le immagini ufficiali si sono spostate. Chiedo, esatto, con la regia rimaniamo col nostro occhio puntato davanti a Piazza Minucci, perché tra pochi istanti abbiamo visto passare già le moto di scorta, quindi tra pochissimo dovrebbe appunto fare il suo arrivo l'auto del Presidente Mattarella. Nel frattempo il teatro è gremito perché possiamo dire che all'interno del Teatro da Ponte ci sono, gran parte sono le autorità presenti che stanno affollando il teatro, ma oltre alle autorità abbiamo anche dei rappresentanti dell'associazionismo vittoriese, abbiamo i sindaci del comprensorio. Ecco, intanto la regia ci sta proponendo alcune immagini che ci arrivano direttamente dall'interno del Teatro da Ponte, ma con un occhio nel nostro monitor di servizio al momento in cui farà il suo arrivo l'auto del Presidente. Ecco, qui siamo all'esterno del Teatro da Ponte. Chiediamo alla telecamera di fermarsi lì. Questa è appunto ecco, abbiamo da un'altra fonte il Presidente che sta arrivando e sta compiendo gli ultimi metri a piedi. Quindi il Presidente sta arrivando, sta facendo gli ultimi metri
a piedi per poi entrare al Teatro Lorenzo da Ponte. Eccolo qui, lo vediamo accompagnato dal sindaco Roberto Tonon, dal presidente Zaia, dal presidente della provincia Marcon. Lo vediamo salutare i vittoriesi che si sono assiepati qui appunto davanti al Teatro Lorenzo da Ponte, e tra qualche istante farà il suo ingresso in teatro. Un bel momento, un momento emozionante anche questo. Ovviamente ingenti sono le misure di sicurezza che accompagnano la visita del Capo dello Stato, come ben potete immaginare. E vediamo, ecco, mentre il Capo dello Stato fa il suo ingresso in teatro, vediamo i tanti vittoriesi che si sono appunto affacciati alle transenne per accogliere il Presidente. Questo è all'interno del Teatro Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto. Tutto è pronto, anche in questo caso negli ultimi giorni si sono susseguite le prove anche da parte del coro che accompagnerà, come detto, così che puntellerà i vari interventi che ci saranno, ma ovviamente c'è l'attesa per quello che dirà il Presidente della Repubblica. Come vi dicevo, uno dei momenti così significativi sarà anche il momento in cui parlerà la cenedese, la vittoriese Francesca Meneghin, che noi ben conosciamo. E intanto vediamo, ecco, anche il coro che è pronto ad accogliere il Presidente della Repubblica. Stando al programma dovrebbe esserci un primo momento privato, possiamo dire, all'interno del ridotto del Da Ponte, che andrà a precedere invece il momento ufficiale con il discorso che terrà il Presidente Mattarella sul palco del nostro teatro. Ecco, vediamo anche, ci propongono, alterniamo anche con le nostre immagini personalizzate, vediamo tricolori alle finestre qui in Piazza Minucci, vediamo gente che si è affacciata e sta seguendo appunto dalla finestra l'arrivo del Presidente, mentre qui siamo tornati all'interno del teatro. Vediamo i rappresentanti anche dell'ANPI, delle associazioni dei partigiani, che appunto sono seduti all'interno del Teatro da Ponte. Vi do anche qualche numero: 95 sono i sindaci che sono stati invitati e che presenzieranno appunto alla cerimonia all'interno del teatro. Poi ci saranno i consiglieri comunali di Vittorio Veneto, le istituzioni locali e provinciali. Ci saranno, come anche già detto, dei rappresentanti delle associazioni locali. Intanto la regia del segnale ufficiale indugia anche sui volti del coro che accompagnerà il Presidente. E poi 110 sono stati gli accrediti stampa per questo importante avvenimento, perché ricordiamo che gli occhi dell'Italia quest'oggi sono puntati qui, e 30 sono i giornalisti accreditati che racconteranno a livello anche nazionale, come già detto, questo importante evento. Ancora minuti di attesa febbrile, vediamo i volti di chi assisterà appunto dall'interno ai discorsi. Vediamo parlamentari locali e non. Ci sarà poi
il generale Salvatore Farina, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, qui in rappresentanza del Ministro della Difesa. E appunto, mentre attendiamo l'avvio della cerimonia, continuiamo anche a mostrarvi all'esterno le immagini che ci arrivano appunto da Via Martiri, dal luogo antistante al teatro. Vediamo tanti vittoriesi appunto che stanno seguendo, magari anche con l'ausilio dei propri smartphone, la cerimonia. Ecco, continuiamo a vedere le immagini dall'esterno, alternandole a quelle all'interno. Imponente il cordone di sicurezza, come vi dicevo prima, che in questi giorni ha interessato tutta la zona di Serravalle e non solo. E siamo sempre in attesa dell'inizio ufficiale della cerimonia. Di per sé la cerimonia, che vive, come vi dicevo prima, di due momenti, il primo momento in Piazza del Popolo e il secondo qui al Teatro da Ponte. Dicevo, la cerimonia è ufficialmente già iniziata, abbiamo già vissuto un momento molto toccante, molto importante, il ricordo dei caduti. Abbiamo ripetuto più volte anche in questi giorni che forse i vittoriesi attendevano il presidente Mattarella in occasione magari del 4 novembre o comunque nell'anno del centenario della Grande Guerra. Così non è stato, però il presidente Mattarella ha voluto fare questo regalo alla cittadinanza o comunque alla nostra regione. Ricordiamo che poche settimane fa il presidente Mattarella era qui in Veneto, in particolare in provincia di Belluno, per ricordare anche quelli che sono stati i tragici fatti dello scorso ottobre, col maltempo che ha sferzato e colpito la provincia di Belluno e in particolare appunto alcune zone del Bellunese. Vediamo intanto anche, dicevo prima, sono all'interno del teatro anche i consiglieri comunali, la giunta comunale. Stiamo passando in rassegna, abbiamo visto l'assessore Uliana, l'assessore Napol, l'assessore Costa e il vice sindaco Turchetto, mentre sul palco è pronto il coro Col di Lana. Il coro Col di Lana che si esibirà insieme al coro Officina 2.0, entrambi i cori saranno diretti da Sabrina Carraro. Momenti di attesa, momenti febbrili. Intanto andiamo anche con le immagini che ci arrivano dall'esterno e quindi vediamo, possiamo apprezzare anche da alcuni punti di vista inediti alcune statue anche che sono presenti qui in piazza Minucci. E intanto vediamo il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che sta facendo il suo ingresso in teatro. Il presidente Zaia appunto sta arrivando in teatro. Tra qualche istante, immagino, arriverà anche il presidente Mattarella, questione di istanti. Come vi dicevo, era previsto un breve dialogo di tipo privato, di tipo riservato con le istituzioni locali, perché ricordiamo, vediamo anche il vescovo Monsignor Corrado Pizziolo, il vescovo di Vittorio Veneto in platea. Dicevamo, il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, ha accolto, che vediamo inquadrato in questo momento, ha accolto il capo dello Stato direttamente in Piazza del Popolo. Ancora qualche istante, il presidente troverà posto in platea, dopodiché
il Presidente ascolterà i discorsi ufficiali. Al momento non abbiamo ancora l'audio dall'interno del teatro, vediamo che la platea si sta alzando, quindi probabilmente dovrebbe arrivare il Presidente Mattarella, perché mi pare che le altre autorità abbiano già trovato posto. Tutte le autorità sono schierate, le stiamo passando in rassegna con le immagini che ci arrivano dal circuito ufficiale e siamo pronti per vivere insieme questo momento. Ancora attimi di attesa, poi è prevista una visita privata da parte del Presidente Mattarella al Museo della Battaglia. Noi proveremo a seguire per quanto possibile con le nostre telecamere questo momento, anche se abbiamo qualche dubbio, perché appunto è stato più volte specificato che la visita del Presidente della Repubblica al Museo della Battaglia sarà in forma strettamente privata, ma cercheremo di proporvi magari l'ingresso del Presidente al museo. Questo avrà luogo al termine della cerimonia. Non vediamo ancora il Presidente Mattarella in teatro, ma insomma il pubblico, la platea è in piedi, quindi molto probabilmente è questione di istanti. Ecco qui, vediamo l'ingresso. Ecco, al momento fa ingresso il Presidente della Repubblica. La stretta di mano con i rappresentanti dell'ANPI, delle associazioni partigiane del nostro territorio. L'applauso scrosciante del Teatro da Ponte, la stretta di mano con Francesca Meneghin che sentiremo tra poco, il saluto alla platea. Tanta emozione nei volti dei presenti, la stretta di mano nuovamente col sindaco Tonon, col presidente Zaia, rappresentanti, i parlamentari, l'ex sindaco ed europarlamentare Scottà, diversi esponenti, vediamo appunto, come detto prima, la giunta comunale, i consiglieri comunali, il vescovo Monsignor Pizziole, tutti che prendono posto. Ora, stando alla scaletta, dovrebbe esserci un primo momento Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte,
siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! La cerimonia in occasione del 74° anniversario della Liberazione. Prende la parola il professor Roberto Tonon, sindaco di Vittorio Veneto. Cari concittadini, autorità e gentili ospiti, a nome di tutti voi esprimo il sentimento della gratitudine più profonda e più sincera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la sua presenza qui oggi, presenza che ci onora e ci riempie di orgoglio. La testimonianza che lo Stato reca a Vittorio Veneto, attraverso la sua figura istituzionale più elevata e più rappresentativa, è straordinariamente preziosa per noi vittoriesi, così come per tutti i veneti e per tutti gli italiani, in un tempo difficile come quello in cui stiamo procedendo, alla ricerca faticosa di nuovi e più saldi orizzonti di autenticità morale, di prosperità economica e di partecipazione comunitaria. La scelta del Presidente della Repubblica di celebrare a Vittorio Veneto il 74° anniversario della Liberazione è stata certamente indotta dalla densa valenza simbolica riassunta nella storia della nostra città. Vittorio Veneto nacque infatti nel 1866 dalla volontà generosa di due borghi distinti e non sempre affratellati, quali Ceneda e Serravalle, di integrarsi in una nuova realtà civile in occasione del ritorno del Veneto all'Italia grazie al plebiscito che concluse la terza guerra d'indipendenza e rinsaldò il sentimento d'appartenenza italiana che sin dai moti del 48 era stato limpidamente testimoniato dalle popolazioni locali. Un gesto di unione, di superamento di antichi contrasti, di rinvenimento in un progetto più alto e più grande della consapevolezza delle proprie tradizioni e della propria vocazione. Vittorio Veneto romana, longobarda, comitale, veneziana e dunque autenticamente italiana. Il destino volle poi che proprio nella nostra città si concludesse, con la battaglia vittoriosa del novembre 1918, seguita all'epica resistenza sul Piave, la Prima Guerra Mondiale, che non a caso sui libri della mia gioventù era ancora chiamata Quarta Guerra d'Indipendenza. Dopo Venezia anche Trento e Trieste furono finalmente italiane e il Risorgimento sembrò compiersi nel nome della libertà e dell'unione della nazione, plasmate dai giovani fratelli in armi che, mescolando la loro provenienza, dalla Sicilia alle Alpi, avevano condiviso il loro rancio e il loro coraggio, i loro ideali e le loro sofferenze, in quelle trincee durissime e pur prodromo di gloria. Abbiamo celebrato il centenario con 1000 iniziative, non come commemorazione retorica e muscolare di una vittoria militare, ma ispirate dalla consapevolezza dell'essenzialità della pace, del confronto rispettoso e leale, del dialogo aperto e curioso, della cooperazione impegnata e trasparente nei rapporti fra le persone, fra i popoli, fra le istituzioni del Paese. Volutamente il motto del nostro centenario era 1918, quando scoppia la pace. Eppure, dopo il precipizio del fascismo, di una dittatura buia e brutale, di una guerra disumana, di un malvagio regime d'occupazione, tornarono a spirare i venti della libertà e dell'unità, il vento del Risorgimento. E a Vittorio Veneto, in quella Vittorio Veneto ancora memore dei suoi giovani figli partiti con Giuseppe Garibaldi a liberare i fratelli siciliani dall'oppressione borbonica, il vento fu impetuoso e forte la resistenza popolare, tanto che alla nostra città fu conferita la medaglia d'oro al valor militare
per le gesta corali che segnarono la guerra di liberazione, trovando il loro epicentro negli aspri combattimenti in Cansiglio. Davvero, insomma, si può dire che l'intera parabola del Risorgimento italiano trova in Vittorio Veneto uno scenario nobile e sincero, in cui rappresentare il suo senso più profondo. E siamo lieti, signor Presidente, che lei sia qui oggi a suggellare la simbiosi fra la nostra città e la nazione italiana, della cui libertà e della cui unità lei è altissimo garante. Ma Vittorio Veneto, se per certi versi è sinonimo di italianità, è anche portatrice nella sua lunga storia e tormentata, nelle sue bellezze naturali e nei suoi capolavori d'arte, nelle sue scuole antiche e nelle sue modernissime fabbriche, dei valori più veri di un'italianità mite e pur coraggiosa, intraprendente e pur disciplinata, tenace e pur sorridente, rigorosa e pur tollerante, dalla quale dobbiamo trarre alimento per un rinnovato impegno collettivo a costruire istituzioni ancora e sempre voce di libertà e voce di unità. Nel 1866, nel 1918 e nel 1945 ci riuscimmo, riscattando umiliazioni e sofferenze e liberando la verità dal giogo di ogni oppressione, ispirando insomma le nostre condotte come cittadini e come comunità a quel primato morale e civile degli italiani che si realizza solo nella concordia, nella generosità verso gli altri, nel servizio al bene comune, nella modestia e nel rispetto. Sono certo che ci riusciremo ancora. La sua presenza, signor Presidente, ci rassicura e ci sprona. E ancora una volta, di fronte al tricolore che abbiamo visto sventolare nella nostra Piazza del Popolo e alla città tutta che rinnova il suo costante ritrovarsi nei valori fondanti nella Repubblica, il nostro cuore e le nostre voci gridano Viva l'Italia. Grazie, signor Presidente. Prende la parola il dottor Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. Grazie. Signor Presidente, buongiorno, signore e signori. Grazie per essere qui, grazie per l'attenzione che dedica sempre al nostro Veneto. Ho avuto modo di ringraziarla anche prima per le visite per i boschi, per tutto quello che è accaduto. Qualcuno ci chiede, ma oggi cosa festeggiate? È l'anniversario della liberazione dal nazifascismo. Oggi è una commemorazione e io voglio dare un significato a questa commemorazione. Non è un caso che lei sia qui a Vittorio Veneto e non è un caso che Vittorio Veneto sia figura, città centrale in tutta questa partita. Vittorio Veneto è stato scenario nelle due grandi guerre. Nella prima guerra mondiale tutti ricordano la battaglia di Vittorio Veneto. Abbiamo appena lasciato i 100 anni, l'anniversario dei 100 anni. Anche lì con Vittorio Veneto, con quella battaglia, 37.000 morti. Vittorio Veneto che viene espugnata, ma anche è la tragedia non solo di quei morti, non solo di quei militari. Si dice che la Grande Guerra ha avuto circa 17 milioni di morti, ma ricordiamo anche i tanti civili. A quelli che hanno combattuto la guerra non in prima fila, magari non con una divisa, ma tutti coloro che comunque l'hanno vissuta nei nostri borghi, nelle nostre campagne, che poi ci ricorda la comunanza con la Seconda Guerra Mondiale. Ancora qui, ancora Vittorio Veneto, ancora presente durante la liberazione. Qui da noi, signor Presidente, la liberazione arriva 3 giorni dopo, anzi Vittorio Veneto, diciamo che in Veneto le ultime città, Bassano e Montebelluna, vengono liberate il 30 aprile. Però voglio ricordare quei morti. Seconda Guerra Mondiale, per chi non se lo ricordasse, sono 60 milioni di morti, 60 milioni di morti. Ma Vittorio Veneto non è solo la liberazione, non è solo il dopo 25 aprile, Vittorio Veneto è anche la lotta partigiana. Il 26 settembre del 43, il 10 settembre del 43,
accade una cosa straordinaria. Accade che prende vita il Comitato di Liberazione Nazionale, ma è la cosa straordinaria che Concetto Marchesi chiama alla rivolta, chiama i nostri studenti, lo dice durante l'inaugurazione dell'anno accademico. Questo non lo si ricorda mai, no? Cioè uno leggendo la storia vede, ma un rettore durante l'inaugurazione dell'anno accademico dice agli studenti: guardate che qui qualcosa non funziona. È bene ricordare il Concetto Marchesi, Silvio Trentin, Egidio Meneghetti, ma ricordare anche poi chi successivamente, dopo quel 10 settembre del 43, il 26 marzo del 44, proprio qui in queste zone, lei non l'ha mai conosciuto, signor Presidente, ma è ovvio, un piccolo borgo che si chiama Montaner. Lì a Montaner un prete, Don Faè, assieme a Giovan Battista, scusate, Bitto, dà vita al primo gruppo di partigiani. Poi si chiamerà Brigata Vittorio Veneto, poi diventeranno le Brigate, 1300 partigiani che comunque combatteranno nel Cansiglio. Voglio ricordare che era prevista anche una sua visita in Cansiglio che oggi non siamo riusciti a organizzare, però noi abbiamo purtroppo la nostra foiba in Cansiglio, si chiama Bus de la Lune, e da lì partono queste insurrezioni, parte la resistenza. Ricordiamo che i partigiani che hanno perso la vita nella Seconda Guerra Mondiale sono 54.000. Ricordiamo che quelli che hanno combattuto qui sono circa 1.300. Ricordiamo che dei 54.000 la gran parte sono veneti, sono oltre 6.000. Quindi ricordiamo la lotta partigiana, ricordiamo i morti, ma mi lasci ricordare anche i 6 milioni di ebrei che sono stati trucidati. Perché nella Seconda Guerra Mondiale, la peggior pagina di storia del nostro paese sono le leggi razziali, nella Seconda Guerra Mondiale vengono ammazzati, sterminati, trucidati 6 milioni di ebrei. E questi 6 milioni di ebrei è giusto che oggi, nella giornata della liberazione, vengano ricordati. Lo ricordiamo non solo con una vena di amarcord, no? Passatemi questa espressione, non solo con la volontà di ricordare che è accaduto qualcosa un po' di anni fa, ma per ricordare che ancora oggi, visto che queste celebrazioni hanno un senso se si guarda al futuro, lei lo ha ricordato in più occasioni nei suoi discorsi, pensiamo ai nostri ragazzi, pensiamo ancora alla vena negazionista che gira su internet, pensiamo ancora alle tante informazioni che raggiungono i nostri ragazzi e che dicono i campi di concentramento non sono mai esistiti, le leggi razziali sono un'invenzione e altre cose del genere. Quindi diamo anche questo significato a questa celebrazione. E infine mi lasci ricordare, signor Presidente, care signore e signori, che poi c'è anche chi ha fatto il partigiano. Ampi ha detto una cosa che condivido. La festa della liberazione non deve essere l'occasione per mettere in piedi battaglie tra comunisti e fascisti. E penso che questa sia l'origine e il succo del ragionamento. Però ricordiamolo che c'è anche chi da partigiano poi si è impegnato civilmente. Molti lo fanno, molti lo hanno fatto. Io sono onorato di essere un conterraneo della staffetta Gabriella. È nata a Castelfranco il 25 marzo del 27, al secolo Tina Anselmi, e ne sono onorato. Io non l'ho mai conosciuta, signor Presidente, cioè l'ho conosciuta da ragazzo, da studente, l'ho vista in TV, l'ho vista da distante, però non ho mai avuto la fortuna di conoscerla di persona. Però basterebbe leggere il curriculum di questa signora, di questa veneta illustre, per capire che dopo la Resistenza si può fare ancora resistenza assolutamente pacifica, con un'azione civile. Tina Anselmi, non so se qualcuno se lo ricorda, si è occupata di sindacato, si è occupata di difendere nelle filande le lavoratrici, si è occupata della condizione femminile, è stata per noi, oltre che un parlamentare, nel 68 è stata il primo ministro donna della storia della Repubblica Italiana nel 1976. Ma quello che ricordo per Tina Anselmi è che se questo Paese è un segno di civiltà, che significa che vengono curati tutti i cittadini a prescindere dal colore della pelle, dal credo religioso, dalle scelte sentimentali, lo dobbiamo al ministro Tina Anselmi che nel 1978 ha dato vita al sistema sanitario nazionale, al servizio sanitario nazionale. E lo dico che si può essere partigiani nella resistenza, ma c'è anche chi poi ha dimostrato che questo impegno è continuato.
Io non aggiungo altro, signor Presidente, dico semplicemente che comunque ai ragazzi ricordo e vi lascio con una frase che mi è rimasta impressa di Hemingway, no? Hemingway la guerra l'ha conosciuta e diceva che la guerra è il luogo nel quale gli uomini peggiori mandano a morire gli uomini migliori. Grazie. Eseguiamo la preghiera del partigiano. Prende la parola la professoressa Giulia Albanese, professoressa associata di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Padova. Signor Presidente, gentili autorità, cittadini e cittadine di Vittorio Veneto, il 26 settembre 1944, all'indomani del rastrellamento sul Grappa, 31 giovani italiani furono impiccati a degli alberi da altri giovani, italiani e tedeschi, per ordine del comando nazista, lungo quello che oggi si chiama Viale dei Martiri, a Bassano del Grappa. Non erano i primi e non sarebbero stati gli ultimi. Tina Anselmi ha raccontato come quell'esperienza, lei giovanissima, cambiò per sempre la sua vita, facendo di lei una partigiana. È anche per episodi come questi che quando, tra il 25 e il 30 aprile 1945, l'Italia fu definitivamente liberata dall'occupazione nazifascista, la gioia per la fine della guerra e la fine dell'occupazione si mescolò a sentimenti più complessi rispetto a quelli che avevano accompagnato gli italiani alla fine della Prima Guerra Mondiale, 27 anni prima. Questo accadde non solo perché la Resistenza aveva vinto, ma l'Italia non era una potenza vincitrice, ma soprattutto perché quegli ultimi 20 mesi erano stati sì una guerra di liberazione dall'occupazione nazista e fascista, ma anche mesi di guerra civile. Tuttavia, in quegli ultimi 20 mesi qualcosa era successo al Paese, agli italiani e alle italiane, che poco a poco si erano dovuti trasformare da sudditi a cittadini e avevano progressivamente abbandonato quel regime e quegli ideali che non avevano pienamente e liberamente scelto,
alle ultime elezioni democratiche del 1921 erano stati eletti solo 35 deputati fascisti, ma che in modo crescente nel ventennio avevano deciso nella stragrande maggioranza di sostenere un regime che li aveva obbligati a prendere la tessera del Partito Nazionale Fascista per poter lavorare, che li aveva spinti alla delazione gli uni contro gli altri, a dire sì anche quando avrebbero dovuto e voluto dire di no, che li aveva costretti a considerare anti-italiani e traditori della patria chi non la pensava come loro e chi li aveva condotti, alla fine tragicamente impreparati, ad una guerra di rapina e di aggressione, e che il regime avrebbe perso, malgrado l'avesse preparata nell'ideologia e nella propaganda, fin dall'ascesa al potere. Se la fine del regime fascista, con la caduta di Mussolini il 25 luglio, fu l'effetto della presa di distanza dalle scelte mussoliniane da parte della sua classe dirigente e della monarchia, una congiura di palazzo e non una rivoluzione, l'8 settembre rappresentò la fine politica e morale della classe dirigente che aveva guidato l'Italia fino a quel momento e che aveva sperato di salvarsi liberandosi di Mussolini, ma non si era poi presa la responsabilità di guidare gli italiani e le italiane e il loro esercito all'indomani dell'armistizio. L'8 settembre rappresentò però anche l'inizio delle scelte, dell'età adulta per un popolo italiano che ora avrebbe dovuto scegliere da che parte schierarsi e come farlo. A poco, inizialmente guidati soprattutto da ragioni esistenziali, dal trovarsi abbandonati dai comandi dell'esercito, dal rifiuto dell'occupazione nazista, ma anche semplicemente dalla solidarietà per i soldati sbandati o per i renitenti alla leva, moltissimi italiani e italiane cominciarono a prendere strade autonome e alternative rispetto a quelle che il fascismo della Repubblica Sociale Italiana voleva imporre loro. Non tutti fecero queste scelte, certo, ma moltissimi. L'importanza di questo rifiuto del fascismo e del nazismo si vide in una regione come la nostra, il Veneto, e qui a Vittorio Veneto, dove la resistenza fu scelta da uomini e donne, da cattolici e laici, da comunisti, socialisti, azionisti, democratici, liberali e democristiani, da contadini, operai e intellettuali. Certo, non tutti divennero antifascisti, e questo non può stupirci dopo 20 anni di dittatura e compromessi. E quelli che scelsero di continuare a sostenere il fascismo contribuirono, tra le altre cose, a portare alle estreme conseguenze quell'ideologia, fino a consegnare altri uomini, donne, vecchi e bambini, loro concittadini, alla morte, in ragione della loro appartenenza religiosa, che i fascisti avevano definito razza fin dal 1938. Certo, ci furono violenze, in alcuni casi evitabili, anche dalla parte dei partigiani e dei resistenti, ma questo non può oscurare le ragioni diverse di quel conflitto. La liberazione dell'Italia dal fascismo e dall'occupazione nazista permise di costruire un'Italia in cui l'essere riconosciuti come cittadini e quindi portatori di diritti civili e politici è un diritto di ciascuno e in cui i diritti civili vengono sempre garantiti a tutti, indipendentemente dal loro credo politico, dalla situazione sociale, dalla religione e dal genere o dal paese di provenienza. Un'Italia che rifiuta la guerra come strumento di soluzione dei conflitti e che proprio per prevenirla ha promosso l'Unione Europea. A 74 anni di distanza dalla liberazione, la memoria di quegli eventi appare non ancora completamente pacificati e alcuni, purtroppo, sembrano talora rimpiangere un'Italia fondata sul sopruso, dimenticando che l'Italia repubblicana ha reso straordinariamente più ricco questo paese e questa regione, ha dato alla maggioranza degli italiani e delle italiane la capacità di leggere e scrivere e quindi di pensare, di giudicare, di scegliere se consentire o disobbedire. Ha consentito che i governi passino, ma le istituzioni e la Costituzione restino e garantiscono a tutti, minoranze e maggioranze, di essere se stesse e crescere. Certo, non tutto è oggi perfetto, ma è in effetti solo la responsabilità verso i valori che quella lotta ci ha trasmesso e che sono diventati legge nella nostra Carta Costituzionale, che ci può riconnettere agli uomini e alle donne che tra l'autunno e l'inverno del 1943
e poi nel 1944 e nel 1945, contribuirono a far conferire ben 7 medaglie d'oro al valor militare per la Resistenza a luoghi di questa regione, tra i quali voglio ricordare naturalmente Vittorio Veneto, ma anche l'Università di Padova, dove sono onorata di insegnare, unica università di questo paese che ha ottenuto questa onorificenza in ragione della grande partecipazione di docenti e studenti alla lotta di liberazione. E a questi luoghi, alla loro storia e ai molti uomini e donne che, sprezzanti del pericolo e dei loro interessi personali, contribuirono a costruire un'Italia democratica, che dobbiamo oggi tutta la nostra riconoscenza, per quanto hanno fatto per consegnarci un'Italia profondamente diversa da quella di cui erano cresciuti e per la strada che ci hanno indicato. Grazie. Signori tutti, 6 milioni di ebrei ammazzati. Ero profumo di rosa, ero padre, ero sposa, ero sogni, ero. Campo di concentramento. KZ.
Prende la parola la signora Francesca Meneghin, staffetta partigiana di Vittorio Veneto. Lo debbo dire a tutti, soprattutto a Sua Eccellenza, il Presidente della Repubblica. Non sono stata partigiana, sarei stata un po' staffetta. Ho sentito parlare di Dina Anselmi. Dovrei parlare in 4 minuti, ma lasciatemelo dire. Abbiamo fatto la stessa strada a Castelfranco, lei a Vittorio Veneto. Io da quinta classe elementare, lei fu la mia maestra, la mia amica per tutta la vita sino alla morte. Illustre signor Presidente, quando seppi che a celebrare il 25 aprile 1947 sarebbe stato lei, le assicuro, le lacrime mi scesero sul volto. Questa sua presenza non sarà mai dimenticata né da me né da tutti i presenti e anche gli altri, quelli che non ci sono. Ho chiesto al signor Sindaco perché aveva scelto la mia persona per intervenire a questa cerimonia e sorridendo non mi rispose. Certo, la mia avanzata età, la convinzione e 3 lutti per fucilazione sono serviti a legarmi a quel tragico periodo. 1940, dichiarazione della guerra da parte del Duce, 8 settembre 1943 con Badoglio, sono date indimenticabili. Verso l'autunno del 1943 sono stata avvicinata da persone della Chiesa per partecipare a riunioni che si sarebbero tenute a notte tarda presso l'orfanotrofio Luzzatti, che è poi l'ultimo edificio sulla mia casa. Con l'approvazione di mio padre ho aderito. Si doveva entrare da un cancelletto che c'è ancora esistente, per evitare che gli ospiti del Luzzatti potessero accorgersi del movimento e diventare un pericolo per loro e per noi. Paura, sì, tanta, anche perché a poche centinaia di metri aveva trovato posto la 10ª MAS. Compito affidatemi, come per gli altri partecipanti, era quello di trasmettere a persone sicure la notizia sulla guerra. 1944, Roma liberata. Anche Vittorio ha avuto un sollievo, ma ha avuto anche tanto impegno. Nascevano intanto i gruppi partigiani, sempre di più, che entreranno nel comprensorio del Vittorio Veneto nella diocesi Nino Nanetti. A maggio 94 viene nominato vescovo della diocesi di San Tiziano Monsignor Giuseppe Zapponato, che da subito si espose e con tutta la Chiesa, tranne un parroco, per chi c'era allora, una Chiesa resistente. Non c'è tempo per ricordare la figura di Zapponato per tutti, il vescovo resistente alla dittatura, al quale dico ancora grazie per i molti giovani salvati dalle torture e dalla fucilazione. Grazie al vescovo e a Monsignor Zapponato. Sto presto. Signor Presidente,
Non mi rimproveri se dico anche a lei, come ho scritto molte altre volte, se non fosse in quel periodo non ci fossero state le donne, la resistenza sarebbe stata più lunga e con maggiori lutti. Quell'andare e ritornare in bicicletta e a piedi, portando notizie, cibo, vestiario, medicine, affrontando la stanchezza di strade impervie per chi conosce la zona e le nostre colline, a volte anche la montagna, partigiane, staffette, eroine senza armi sono state definite in un libro le suore di Maria di Suore di Carità, dette di Maria Bambina, che nella casa di Vittorio Veneto hanno nascosto moltissimi ebrei. Nel mio ricordo ci sono delle figure che meritano il grazie più profondo e la scusa se non posso ricordarmi e recitarle tutte, anche per i minuti che mi hanno concessi. Giovanna Faè, chi non conosce Giovanna Faè? Sorella di Monsignor Giuseppe, che dopo la prigionia nelle carceri di Udine, caricata in un mezzo tedesco davanti agli occhi di Perina Elisi, viene caricata in un camion da quale non farà più ritorno. Tra Giovanna Faè e Perini Elisa sono state più tardi definite le madri dei partigiani. E poi ancora lasciatemi ricordare Lorenzon Rina, insegnante a Montaner, simbolo della resistenza, della nostra resistenza, che ritornava ogni giorno a Vittorio Veneto, la quale, unitamente a Suor Pasqua, che per mancanza di medici aveva dovuto farsi il chirurgo dell'ospedale, loro due avevano inventato una quarta sezione per malattie infettive. Là non dovevano entrare quelli della 10ª Mas, era pericoloso anche per loro. Là nascondevano i giovani. E ancora Azzalini Leda, che affrontando la montagna, nonostante i pericoli che non venivano solo da Vittorio, ma arrivavano anche dal Bellunese e dal Pordenonese, lei affrontò la montagna. Gobbo Sofia, la staffetta in bicicletta, componente tra l'altro della commissione del comitato di divisione Nino Nanetti. Mi sono fermata al mio comprensorio dimenticando molte, ma molti libri le ricorderanno e le hanno già ricordate tutte. Signor Presidente, parlare poco o niente nelle scuole di questa guerra è stato un errore. Io sono entrata nelle scuole perché ho chiesto ai presidi, ai professori, ma la scuola, quella che doveva essere, non ha mai parlato di questa resistenza. Signor Presidente, parlare poco o niente delle scuole in questo periodo sta diventando un errore. Facciamolo presto, ora con impegno, contrariamente lo osserviamo già, compresa ieri sera, la vittoria dei fascisti e viva il Duce. Ecco, contrariamente, signor Presidente, sarà troppo tardi. Grazie infinite a tutti.
Prende la parola il Presidente della Repubblica. Un saluto intensamente cordiale a tutti, al Presidente della Regione, al Sindaco, attraverso di lui a tutti i vittoriesi, ai rappresentanti del Parlamento, a tutte le autorità, a tutti i presenti, ai sindaci presenti, salutandoli con molta cordialità. Ringrazio per gli interventi già svolti. Abbiamo ascoltato delle cose di grande interesse e significato in cui mi riconosco pienamente. E sono davvero, vorrei aggiungere, lieto di essere qui a Vittorio Veneto per celebrare in questa città la festa della liberazione, in questo luogo, sindaco, caro all'Italia,
e che vide i nostri soldati segnare la conclusione vittoriosa della Prima Guerra Mondiale, sancendo così, come è stato ricordato, il compimento dell'unità territoriale italiana, unità territoriale che corrispondeva all'unità morale e spirituale del nostro Paese, all'aspirazione a una patria libera e indipendente. Quella stessa aspirazione, dopo poco più di un ventennio, animò i volontari della libertà in queste terre generose e martoriate del Veneto, negli aspri combattimenti contro l'oppressione nazifascista, con tutto il suo carico di sangue, di lutti, di devastazioni, e con pagine straordinarie di sacrificio, di eroismo, di idealità, che non possono essere rimosse e che vanno ricordate. Festeggiare il 25 aprile, giorno anche di San Marco, significa celebrare il ritorno dell'Italia alla libertà e alla democrazia dopo 20 anni di dittatura, di privazione delle libertà fondamentali, di oppressione e di persecuzioni. Significa ricordare la fine di una guerra ingiusta, tragicamente combattuta a fianco di Hitler, una guerra scatenata per affermare tirannide, volontà di dominio, superiorità della razza, sterminio sistematico. Se oggi in tanti ci troviamo qui e in tutte le piazze italiane è perché non possiamo e non vogliamo dimenticare il sacrificio di migliaia di italiani caduti per assicurare la libertà a tutti gli altri. La libertà nostra e quella delle future generazioni. A chiamarci a questa celebrazione sono i martiri delle Fosse Ardeatine, di Marzabotto, di Sant'Anna di Sazzema, di tanti altri luoghi del nostro paese, di Cefalonia, dei partigiani e dei militari caduti in montagna o nelle città, dei deportati nei campi di sterminio, dei soldati di paesi stranieri, paesi lontani, che hanno fornito un grande, generoso contributo e sono morti per la libertà. Questo doveroso ricordo ci spinge a stringerci intorno ai nostri amati simboli, ai nostri simboli davvero amati, il tricolore, che abbiamo fatto poc'anzi in una splendida cerimonia di alzabandiera, e l'inno nazionale, così ben cantato dal coro di adulti e di ragazzi, e complimenti al coro e al maestro Sabrina Carraro. Grazie. Si tratta del dovere morale e civile della memoria degli eventi decisivi della nostra storia recente, che compongono la identità della nostra nazione, da cui non si può prescindere per il futuro. Il 25 aprile del 1945 nasceva, dalle rovine della guerra, una nuova e diversa Italia, che troverà i suoi compimenti il 2 giugno del 1946, con la scelta della Repubblica, e il 1 gennaio del 1948, con la nostra Costituzione. Il 25 aprile vide la luce l'Italia che ripudia la guerra e si impegna attivamente per la pace. L'Italia che, ricollegandosi agli alti ideali del Risorgimento, riprende il suo posto nelle nazioni democratiche e libere. L'Italia che pone i suoi fondamenti nella dignità umana, nel rispetto dei diritti politici e sociali, nell'eguaglianza tra le persone, nella collaborazione tra i popoli, nel ripudio del razzismo e delle discriminazioni. Non era così nel ventennio fascista. Non libertà di opinione, di espressione, di pensiero. Abolite le elezioni, banditi i giornali e i partiti di opposizione, gli oppositori bastonati, incarcerati, costretti all'esilio o addirittura uccisi. Non era permesso avere un pensiero autonomo.
Si doveva soltanto credere in modo acritico e assoluto alle parole d'ordine del regime, alle sue menzogne, alla sua pervasiva propaganda. Bisognava poi obbedire anche agli ordini più insensati e crudeli, ordini che impartivano di odiare gli ebrei, i dissidenti, i paesi stranieri. L'ossessione del nemico, sempre e dovunque, è la stolta convinzione che tutto si potesse risolvere con la forza della violenza. E soprattutto si doveva combattere, non per difendersi, ma per aggredire. Combattere e uccidere per conquistare e per soggiogare. Intere generazioni di giovani italiani furono mandate a morire, male armati e male equipaggiati, in Grecia, in Albania, in Russia, in Africa, per soddisfare un delirio di dominio e di potenza nell'alleanza con uno dei regimi più feroci che la storia abbia conosciuto, quello nazista. Non erano questi gli ideali per i quali erano morti i nostri giovani nel Risorgimento e nella Prima Guerra Mondiale. La storia insegna che quando i popoli barattano la propria libertà in cambio di promesse di ordine e di tutela, gli avvenimenti prendono sempre una piega tragica e distruttiva. L'8 settembre del 1943 e gli eventi che ne seguirono rappresentarono per molti italiani la fine drammatica di una illusione, con la dissoluzione dello Stato, i morti, i feriti, le gravissime sconfitte militari. L'Italia era precipitata in una lenta e terribile agonia. Il re era fuggito a Brindisi, abbandonando Roma al suo destino. Le truppe germaniche avevano invaso il territorio nazionale, seminando ovunque terrore e morte. A Salò si era insediato un governo fantoccio, totalmente nelle mani naziste. Fu in questo contesto che molti italiani, donne e uomini, giovani e anziani, militari e studenti, di varia provenienza sociale, culturale, religiosa e politica, maturarono la consapevolezza che il riscatto nazionale sarebbe passato attraverso una ferma e fiera rivolta, innanzitutto morale, contro il nazifascismo. Nacque così, anche in Italia, il movimento della resistenza alla barbarie, alla disumanizzazione, alla violenza, un fenomeno di portata internazionale che accomunava in forme e modi diversi donne e uomini di tutta Europa. Alla barbarie si poteva resistere in tanti modi, con le armi, con la propaganda, con la diffusione dei giornali clandestini, con la non collaborazione, con l'aiuto fornito ai partigiani, agli alleati, agli ebrei in fuga. Ma ci voleva forza d'animo e grande coraggio, perché ognuna di queste azioni poteva comportare la cattura, la tortura, la morte. Accadde in forme e gradi diversi in tutto il territorio nazionale, che era soggetto all'occupazione nazista. Contadini, operai, intellettuali, studenti, militari, religiosi costituirono il movimento della resistenza. Tra loro vi erano, come è stato ricordato, azionisti, socialisti, liberali, comunisti, cattolici, monarchici e anche molti ex fascisti delusi. Non fu un esercito compatto, non poteva esserlo, ma piuttosto una rete ideale che operava in montagna e nelle città, in ordine sparso e in condizioni di grande difficoltà e di grande pericolo. Vi erano i partigiani, capaci di coraggio, di spirito di sacrificio e di imprese audaci, i soldati italiani che combatterono fianco a fianco con l'esercito alleato, coprendosi di valore. Accanto ad essi, come componente decisiva della resistenza italiana, desidero ricordare i tanti militari che, catturati dai tedeschi dopo l'8 settembre, rifiutarono l'onta di servire sotto la bandiera di Salò e dell'esercito occupante e preferirono l'internamento nei campi di prigionia nazisti.
600.000, un numero imponente che fa riflettere sulla decisa prevalenza del senso di onor di patria rispetto al fascismo fra gli appartenenti alle forze armate. Quasi 50.000 di questi morirono nei lager in Germania, di stenti o per le violenze, 50.000. Ne va dimenticato il contributo fondamentale delle centinaia di migliaia di persone che offrirono aiuti, cibo, informazioni, vie di fuga ai partigiani e ai militari alleati e di tanti giusti delle nazioni che si prodigarono per salvare la vita degli ebrei rischiando la propria. Nel tessuto sociale del Veneto, permeato dalle cooperative di braccianti e da leghe contadine, la resistenza germogliò dal basso, in modo pressoché spontaneo. Gruppi di cittadini, spesso guidati dal clero locale, che cercavano di mettere in salvo prigionieri alleati, perseguitati politici, ebrei e chi voleva sfuggire all'arruolamento nell'esercito di Salò e alla deportazione in Germania. Spicca nel territorio vittoriese la personalità che è stata ricordata dal presidente Zaia di Don Giuseppe Faè, parroco di Montaner, vero cappellano dei partigiani, arrestato insieme a collaboratori e familiari e condannato a morte, scampò alla fucilazione per intervento del vescovo, ma come è stato poc'anzi rammentato, la sorella Giovanna, deportata in un lager nazista, non fece più ritorno. Attorno a Don Faè muovono i primi passi coloro che diventeranno i capi partigiani di questa zona. Ermenegildo Pedron, detto Libero, Attilio Tonon, detto Bianco, e del giovane già ricordato sottotenente degli Alpini, Giobatta Bitto, Pagnoca, che agirono soprattutto, come è stato rammentato, nella zona del Cansiglio. In tutto il Veneto la guerra partigiana fu particolarmente difficile e dura. I tedeschi volevano preservarsi il Veneto come via di possibile fuga verso la Germania. Le formazioni partigiane infersero all'occupante diverse e coscienti sconfitte, pur se continui rastrellamenti operati dai nazisti e dai fascisti nell'inverno 44-45, specialmente sul Grappa e sul Cansiglio, ne ridussero la capacità operativa. In quel drammatico periodo vi furono molte esecuzioni di partigiani e rappresaglie contro la popolazione civile, come la terribile impiccagione di 31 giovani agli alberi del corso centrale di Bassano del Grappa, il 26 settembre del 1944. Ne ha parlato la professoressa Giulia Albanese, che ringrazio molto per il suo intervento puntuale e appassionato. Alcuni di questi giovani che vennero impiccati non avevano neppure 17 anni. Il bilancio dei rastrellamenti pesò molto sulla resistenza. Qui in Veneto, in pochi giorni vennero impiccati 171 combattenti per la libertà, 603 vennero fucilati, 804 deportati, oltre 3.000 fatti prigionieri, centinaia di case vennero bruciate. Ma nella primavera del 45, rafforzate dai nuovi giovani venuti a irrobustire le loro file e dagli aiuti alleati, le formazioni partigiane veneto riusciranno a infliggere nuovi colpi decisivi alle forze tedesche fino alla liberazione. In alcuni casi, come in quello di Vittorio Veneto, l'esercito tedesco negoziò direttamente con i partigiani la propria resa. Ringrazio molto la signora Meneghin per la sua testimonianza, per il suo intervento che ci ha coinvolto così tanto tutti, e la ringrazio ancor di più per il coraggio dimostrato in quegli anni terribili della guerra partigiana. Concordo con lei. Sono d'accordo con lei. Per la resistenza italiana fu decisivo l'apporto delle donne, volitive e coraggiose. In Veneto, qui in questa regione, furono staffette, ma anche combattenti. Su di loro, se catturate, la violenza fascista si scatenava con brutalità ulteriore e terrificante.
come le sopravvissute raccontarono del trattamento inferto dalla banda Carità, un gruppo di torturatori di ferocia inaudita che aveva sede a Padova presso Villa Giusti. Ne sono state già ricordate alcune, tante altre andrebbero ricordate per quanto hanno fatto, per il loro impegno. Per tutte vorrei ricordare anch'io Tina Anselmi, con la quale Presidente Zaia, anche per motivi di età, ho avuto l'opportunità e l'onore di lavorare a stretto contatto in Parlamento. Fondamentale per animare il movimento di resistenza fu in Veneto il contributo del mondo della cultura e dell'università, come è stato ricordato. L'Ateneo di Padova, unico caso tra quelli italiani, è stato insignito di medaglia d'oro a valore della resistenza. Ricordo l'appello di altissimo valore morale e di grande suggestione che il grande latinista Concetto Marchesi, rettore di quell'Ateneo, rivolse ai suoi studenti in piena occupazione nazista, invitandoli alla rivolta. Scrisse Marchesi: «Una generazione di uomini ha distrutto la vostra giovinezza e la vostra patria. Traditi dalla frode, dalla violenza, dall'ignavia, dalla servilità criminosa, voi, insieme con la gioventù operaia e contadina, dovete rifare la storia dell'Italia e costituire il popolo italiano». Non furono queste soltanto parole, perché Marchesi, comunista, insieme al suo allievo Ezio Franceschini, cattolico, diedero insieme vita a un'organizzazione segreta, operativa, la Frama, dalle iniziali dei loro cognomi, Franceschini e Marchesi, capace di fornire assistenza logistica agli alleati, ai resistenti e agli ebrei. La Frama ebbe i suoi martiri, il padre francescano Placido Cortese, torturato a morte nella risiera di San Saba, e la suora laica Maria Borgato, scomparsa nei lager tedeschi. Anche in Veneto, come in altre parti d'Italia, vi furono, dopo il 25 aprile, vendette e brutalità inaccettabili contro i nemici di un tempo, peraltro prontamente condannate dai vertici del Comitato di Liberazione Nazionale. Nessuna violenza pregressa, per quanto feroce, può giustificare, dopo la resa del nemico, il ricorso alla giustizia sommaria. Ma mai questa può essere commessa in nome della libertà e della democrazia. La resistenza, nella sua complessità, nella sua grande attività e opera, è un fecondo serbatoio di valori morali e civili. Ci insegna che oggi come allora vi bisogno di donne e uomini liberi, donne e uomini libere e liberi, fiere e fieri, che non chinino testa di fronte a chi con la violenza, con il terrorismo, con il fanatismo religioso vorrebbe farci tornare a epoche oscure, imponendoci un destino di asservimento, di terrore e di odio. A queste minacce possiamo rispondere con le parole di Teresio Olivelli, partigiano, ucciso a bastonate nel lager di Hersbruck. Lottiamo, disse, giorno per giorno, perché sappiamo che la libertà non può essere elargita dagli altri. Non vi sono liberatori, ma soltanto uomini che si liberano. Buon 25 aprile. Il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al coro. Abbiamo appena finito di sentire le sue parole, poi vedremo di riprendere qualche passaggio.
l'applauso che continua scrosciante il Presidente saluta le autorità presenti in sala e in questo momento il Capo dello Stato lascia, dopo aver salutato le rappresentanze. Ecco un bacio alla partigiana, alla staffetta partigiana Francesca Meneghin, che abbiamo sentito nel suo accorato discorso. Il saluto alle rappresentanze delle associazioni Lampi, le associazioni dei partigiani del nostro territorio. Qualche parola scambiata tra il Presidente Mattarella e appunto i rappresentanti dell'Ampi, in questo caso la Presidente dell'Ampi di Vittorio Veneto. Ora stiamo a vedere, perché dovrebbe essere previsto un saluto con i sindaci all'esterno del teatro. Vediamo se tutto ciò sarà confermato. Ancora strette di mano per il Presidente Mattarella. E mentre vediamo il coro che appunto applaude, dovremmo avere dalle nostre immagini personalizzate l'uscita del Presidente della Repubblica. Ecco, andiamo con le nostre immagini. Il saluto ai sindaci. Ho detto prima 95 i sindaci presenti quest'oggi. Questa è la rappresentanza dei sindaci che è uscita velocemente dal teatro ed ora sta stringendo le mani al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco, vediamo tanti sindaci della Marca trevigiana e non solo. Queste appunto sono gli istanti conclusivi per quello che riguarda la visita ufficiale qui al al Teatro da Ponte. Tra poco dovrebbe esserci invece la visita in forma privata al Museo della Battaglia. Stiamo a vedere che cosa prevede il cerimoniale. Tanti gli applausi che hanno contraddistinto i momenti all'interno del Teatro da Ponte, momenti anche di profonda commozione. Adesso vediamo il Presidente Mattarella stringere la mano al sindaco di Conegliano Chies, ma tantissimi sono i sindaci che hanno voluto essere presenti per salutare il Capo dello Stato. Capo dello Stato che durante il suo discorso ovviamente ha fatto riferimento ai valori di unità nazionale, ha anche così fatto riferimento al tricolore che sventolava poco fa in piazza del Popolo a Vittorio Veneto, in quel momento molto toccante che ha visto la resa degli onori anche ai caduti con la deposizione di una corona al monumento del Murer. Abbiamo intervistato il sindaco di Cappella Maggiore. Adesso continuiamo a seguire il Presidente. C'è anche un picchetto, una foto ricordo del Presidente Mattarella, una foto di ricordo con i sindaci. Guardate quanti tricolori
ci sono qui in Piazza Minucci, e queste appunto sono le nostre immagini che vi stanno raccontando questa fotoricordo conclusiva al termine di una visita molto intensa. Poi avremo modo di parlarne anche con alcuni ospiti. Il Presidente saluta i sindaci e si commiata. Vediamo se abbiamo anche esatto l'applauso. Ora dovrebbe esserci il picchetto. Presidente della Repubblica! Ecco, il Presidente ha salutato chi si stava affacciando alla finestra, una finestra con ovviamente esposto il tricolore. Ora il saluto ai rappresentanti anche delle forze dell'ordine che in piazza, ma non solo, nei vari momenti della visita stanno garantendo il corretto svolgimento, la sicurezza per il Presidente Sergio Mattarella. Il saluto adesso, sempre con le nostre immagini che ci arrivano dalla nostra telecamera posta nella parte superiore della loggia dei Grani. Abbiamo la possibilità di vedere gli ultimi istanti della presenza di Sergio Mattarella qui in Piazza Minucci. Ed ora vediamo se le immagini del circuito ufficiale ci danno qualche... Ecco, non abbiamo la possibilità di vedere il Presidente, che in questo momento però sicuramente sta stringendo le mani ai tanti vittoriesi che hanno deciso di prendere parte, di venire ad applaudirlo, di venire a festeggiarlo. Ora, tra poco inizieremo a dialogare con alcuni ospiti, non prima però di avervi ricordato che cercheremo per quanto possibile di vedere, anzi tra pochi istanti chiedo alla regia un attimino ci prepariamo per collegarci con Piazza Giovanni Paolo I. Abbiamo già le immagini che ci arrivano da Piazza Giovanni Paolo I, ancora un istante. Ecco, ancora un istante, e quindi abbiamo la possibilità di vedere che tutto è pronto in Piazza Giovanni Paolo I per l'arrivo del Presidente. Quindi è confermata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche se in forma privata, al Museo della Battaglia, e quindi tra pochi istanti cercheremo di seguire anche questo ulteriore momento. Ora, mentre continuiamo a vedere questa bella immagine, vediamo tra l'altro la cattedrale di Vittorio Veneto stagliarsi nelle nostre immagini, tantissima gente anche che sta affollando Piazza Giovanni Paolo I, ma intanto io chiedo alla regia di rimanere con questa immagine, ma di metterci nel riquadro più piccolo, perché qui dalla nostra postazione di Piazza Minucci, intanto ci ha raggiunto Alessandro Toffoli, il nostro collaboratore che era all'interno del teatro. Ciao Alessandro, quali emozioni sono state provate? Guarda, emozioni sinceramente molto forti. I momenti dei silenzi e degli applausi sono stati veramente straordinari. Il silenzio di tomba che ha preceduto l'arrivo del Presidente, quando qualcuno
andando contro quelli che erano le raccomandazioni di tenere i cellulari spenti, me compreso, qui lo dico di fronte a tutti, vedevamo la diretta della tenda, quindi avevamo capito che era entrato al teatro, poi si è fermato un po' sotto, ma è stata un'attesa in piedi in silenzio di tomba. L'applauso lunghissimo a questo Presidente quando è arrivato, di qualche minuto, l'applauso quando ha parlato, gli occhi lucidi quando sono stati fatti tanti interventi. Questo dimostra l'affetto che hanno la gente, istituzioni e non, perché l'avete fatto vedere anche voi, tantissima gente, tanti applausi anche all'uscita quando è arrivato, quindi un Presidente amato e un grandissimo regalo per la nostra città. Un grande regalo per la nostra città, e quindi abbiamo anche degli ospiti qui che possiamo far intervenire. Ecco, prego, intanto ci sono i colleghi, ovviamente gli occhi sono puntati quest'oggi su Vittorio Veneto, mentre noi teniamo la nostra immagine anche in piazza Giovanni Paolo I. Perché tra pochi istanti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriverà in piazza Giovanni Paolo I e farà la sua visita all'interno del Museo della Battaglia. Molto probabilmente non potremo seguirlo all'interno, ma intanto già questa bella immagine ci permette di capire che la gente si è assiepata anche in piazza Giovanni Paolo I e sta attendendo lì il Presidente. Siamo qui anche con due ospiti, come vi dicevo, il sindaco di Sarmede e l'assessore Napol qui di Vittorio Veneto. Sindaco, ecco, è uno di quelli... Ti interrompo Federico, ho chiesto al sindaco di raggiungersi qui perché non so se hai avuto modo di seguirla stando qui in postazione tutti i vari interventi. Montaner, che è suo territorio, è stato più volte citato, Don Faè e sua sorella Giovanna più volte ricordati non solo dai nostri testimoni locali ma anche dal Presidente, quindi era doveroso averlo ai nostri microfoni. Certamente. Allora sindaco, innanzitutto l'emozione, insomma, non capita tutti i giorni di essere a pochi metri, di stringere la mano anche del Presidente Mattarella. Quali emozioni ha provato questa mattina? Chiaro, un'emozione fortissima perché la massima carica dello Stato presente in una giornata come questa nel territorio vittoriese significa riaffermare ancora una volta quei valori di democrazia, di libertà dei quali lui è garante in primis. Quindi diciamo che rinsalda ancora di più il rapporto tra istituzioni, ma tra istituzioni e cittadini. E io veramente ho avuto i brividi, quasi le lacrime agli occhi, quando proprio il Presidente, il Capo dello Stato, ha citato Montaner e i giovani di Montaner che dal 27 marzo 1944 hanno portato la resistenza anche qui nel Vittoriese. Chiaramente a loro se ne sono aggiunti poi da tutti i comuni limitrofi. Abbiamo detto che appunto i resistenti erano più di 1300, ma quello che ancor più mi ha colpito è che sia il Presidente della Regione quanto il Capo dello Stato abbiano citato le donne come parti attive nella guerra di resistenza. E questo viene fatto troppe volte ed è stato quindi oggi anche questo un riconoscimento, perché senza le donne probabilmente la resistenza non avrebbe avuto gli esiti che poi invece ha avuto. E quindi per me è una grande gioia e al contempo anche una grande commozione. Oltretutto io, sindaco di Sarmede, abito a Montaner, sono nato a Montaner, è un paese a cui tengo tantissimo e nel quale questi valori ancora oggi sono molto sentiti e totalmente difesi. Ecco, grazie sindaco per questa testimonianza. Sentivamo proprio anche dalla sua voce l'emozione che permane anche una volta conclusa appunto la visita, almeno per quello che riguarda questa parte qui in Piazza Minucci al Teatro da Ponte. Grazie sindaco, grazie mille. E invece abbiamo qui con un occhio sempre puntato verso piazza Giovanni Paolo I, abbiamo l'assessore Napol, insieme ci ha raggiunto anche adesso l'assessore Uliana. Vi abbiamo visto seduti, se non sbaglio, nella fila retrostante il Presidente Mattarella. Partiamo da Napol, quali emozioni? Beh, diciamo che tutta la cerimonia è stata attraversata da grande emozione, come ricordava anche prima il sindaco Larry Pizzo. C'è stato
la cosa bella di questo incontro è che sono stati rimessi al centro dell'attenzione dell'Italia, degli italiani, del mondo politico italiano, i valori fondanti di questo Stato, che negli ultimi periodi sembra quasi di assistere a una deriva a chi fa le cose più brutte. In realtà dobbiamo recuperare quel senso che nel primavera del 45 portò a liberarci dal giogo nazista e fascista. Abbiamo le energie per recuperare, per andare avanti, per costruirci un futuro all'altezza della nostra storia. Insomma, io credo che il messaggio possa essere questo alla fine per tutti quanti noi. Grazie Assessore, la lasciamo andare, rimaniamo qui con l'assessore Antonella Uliana. Il ruolo delle donne è stato più volte ribadito, abbiamo sentito l'intervento molto intenso di Francesca Meneghin, a cui appunto poi ha fatto riferimento direttamente il Capo dello Stato. Il ruolo delle donne, le celebrazioni del 74esimo anniversario della liberazione, una Vittorio Veneto raggiante, splendente, è uscito anche il sole quest'oggi. Assessore, com'è andata? Io sono davvero felice che la mia città abbia accolto in questa occasione il Presidente della Repubblica, perché pensavo, mentre ascoltavo i vari interventi, emozionata, lo devo ammettere, che se io sono qui oggi lo devo al fatto che mio padre è riuscito ad uscire vivo e a tornare da un campo di prigionia in Polonia. Se io oggi sono qui come cittadina libera, in uno Stato libero, lo devo al fatto che il fratello di mio padre in quegli anni combatteva come partigiano nelle nostre montagne, in Cansiglio. Quindi veramente sentita da parte mia questa presenza oggi qui del Presidente della Repubblica. Il fatto poi che sia stata sottolineata ripetutamente in vari interventi l'importanza del ruolo femminile durante la resistenza e la guerra di liberazione non può che come donna farmi piacere, perché questo ruolo importante, sentito, è presente, scolpito nel bronzo nel nostro meraviglioso monumento del Mürer che si trova in Piazza del Popolo, con quell'immagine splendida della staffetta. Ecco, voi immagino non abbiate visto perché eravate già all'interno del Teatro da Ponte, ma è stato un momento veramente toccante quello in cui il Presidente della Repubblica Mattarella ha deposto la corona proprio al monumento del Mürer. Assessore, una città che ha accolto con gioia, in maniera festosa, il Presidente. Abbiamo visto moltissimi vittoriesi assieparsi lungo le strade, moltissimi erano presenti in Piazza del Popolo, tutte le autorità erano al Teatro da Ponte. Allora, è bello vedere una Vittorio Veneto così. È bello vedere una Vittorio Veneto così, è bello vedere tutta questa partecipazione e comprendere che quei valori di libertà, di democrazia sono ancora sentiti da tutti noi. Grazie Assessore, grazie. E intanto noi continuiamo a guardare le immagini di Piazza Giovanni Paolo I, perché tra pochissimi istanti dovrebbe arrivare. Intanto ci ha raggiunto un altro ospite, prego si avvicini qui. Abbiamo Aldo Toffoli, ex sindaco di Vittorio Veneto, anche lei era qui dentro al Teatro da Ponte, anche lei ha sentito le parole del Capo dello Stato, una cerimonia molto toccante. Allora, com'è andata? È andata molto bene, devo dire che mi ha colpito in modo particolare la forte connotazione veneta e vittoriese che il Presidente Mattarella ha dato alle sue parole. Cioè non si trattava di un intervento formale e generico, ma specifico, perché pronunciato a Vittorio Veneto e quindi da ricordare. Ecco, lei ha visto tante cerimonie ufficiali, ok? Perché insomma è un giovanotto, possiamo dirlo, quindi insomma ha visto tante cerimonie ufficiali.
ha vissuto tra l'altro il 50° qui a Vittorio Veneto. Come si inserisce la cerimonia di oggi in questi suoi ricordi? Beh, diciamo che è stata tra le cose più belle, e lo devo dire non cedendo, diciamo, alla tentazione di dire che è più bella perché è l'ultima, diciamo, ma perché anche confrontando con quelle che abbiamo fatto con altri mezzi, in altre forme, su altre prospettive, diciamo, nel passato, questa è stata veramente bella, completa, con un bel pubblico, una bella partecipazione. Le sottolineature, per esempio, degli applausi sono state molto significative e quindi sono stato contento di aver partecipato. Dopo aver incontrato, posso dirlo, il primo grande rappresentante dello Stato italiano, l'ho incontrato nel 1948. Quindi qualche anno fa. Qualche anno fa. Ero capo dei Giovani Democratici Cristiani di Vittorio, e allora De Gasperi, quando ha deciso di venire a Vittorio, ha telefonato che sarebbe venuto prima di tutto a messa, e quindi si è informato l'orario delle messe. Abbiamo trovato l'orario giusto nella chiesa di San Raffaele, e poi dopo hanno incaricato me di accompagnare De Gasperi dopo la messa a visitare la casa dello studente, che era ancora al grezzo, non completata, e io, emozionatissimo naturalmente, l'ho accompagnato a visitare, e quello è stato il primo, e dopo sono venuti tutti gli altri. Tanti altri. Ecco, prima di lasciarci c'era un po' di rammarico perché lo scorso anno il Presidente della Repubblica non aveva fatto la sua visita qui a Vittorio Veneto per il centenario della Grande Guerra. Oggi effettivamente ci ha fatto questo grande regalo. Sì, ed è stato bello anche perché io continuo, l'ho detto tante volte e lo continuo a ripetere, mentre il 4 novembre è la festa delle Forze Armate e ricorda un grande evento che è stato per Vittorio Veneto come un regalo, perché l'esercito italiano ha iscritto Vittorio Veneto nella storia italiana, e quindi il fatto che sia ricordato come simbolo di vittoria è merito dell'esercito. Ma il 25 aprile c'è un po' di merito anche nel vittoriese, anche Vittorio Veneto. Vittorio Veneto ha acquisito il merito di una medaglia d'oro al valor militare, e quindi il fatto che sia venuto il 25 aprile è simbolico anche di questo fatto, che qui il 25 aprile Vittorio Veneto si è largamente dimostrata degna del nome che in Italia ha come iscritta nella storia italiana. Grazie mille, grazie ad Aldo Toffoli, lo ricordiamo, ex sindaco di Vittorio Veneto, grazie per essere passato qui nella nostra postazione. Grazie a voi. Grazie mille. Intanto la nostra attenzione è sempre focalizzata su piazza Giovanni Paolo I, perché tra pochi istanti dovrebbe arrivare appunto il Presidente della Repubblica. Ora stiamo attendendo appunto che il Presidente arrivi, ma molto probabilmente viene fermato da tanti cittadini che vogliono stringergli la mano, che vogliono salutarlo, e quindi insomma probabilmente si sta facendo un po' attendere il Presidente. Rimaniamo in attesa. Vediamo ovviamente lo staff, tutto il cerimoniale, l'abbiamo ripetuto più volte, c'è una macchina organizzativa molto imponente che sta dietro una visita, anche se effettivamente la visita è durata
esatto, rientriamo sempre qui in piazza Minucci, lasciamo tempo ai colleghi di perfezionare il collegamento e ovviamente anche per noi è stata ovviamente un impegno non indifferente e ringrazio tutta la squadra che sta rendendo possibile questa diretta. Non appena avremo le immagini torniamo pure con il nostro occhio con lo schermo suddiviso in due, eccole qui, abbiamo appunto ancora la possibilità di vedere la cattedrale di Vittorio Veneto sullo sfondo, abbiamo poi il seminario vescovile sulla parte destra dell'inquadratura e attendiamo l'arrivo del Presidente. Pochi minuti, il tragitto è veramente breve, quello che separa Serravalle da Ceneda, ma molto probabilmente il Presidente si sta fermando a salutare e sta stringendo le mani anche alle ali di folla che hanno assiepato i viali di Vittorio Veneto. Abbiamo le immagini, stiamo ovviamente ripristinando il collegamento perché tra qualche istante dovrebbe arrivare. Intanto io vi ricordo, possiamo anche continuare a vedere qualche immagine qui da Piazza Minucci perché questa è uno scorcio della nostra di Piazza Minucci abbastanza inedito. Volevo ricordarvi alcuni dei riferimenti che sono stati fatti nei discorsi ufficiali. Abbiamo il sindaco Roberto Tonon che ha da una parte ricordato il centenario della Grande Guerra, ma poi ovviamente ci siamo? Ok, abbiamo le immagini e dovrebbe mancare veramente qualche istante. Ha ricordato, come ci ricordava pochi istanti fa Aldo Toffoli, che Vittorio Veneto è medaglia d'oro al valor militare e così nel suo messaggio che ha inviato al Presidente Mattarella l'ha ringraziato perché ha ricordato che lui è un garante dell'unità nazionale. Intanto sta arrivando, mi dicono i nostri tecnici, sta per arrivare l'auto del Presidente della Repubblica, la vediamo stagliarsi in fondo, vediamo l'auto di scorta appunto che arriva e noi dovremmo essere proprio a pochi metri dal punto in cui il Presidente della Repubblica, vediamo le moto sempre di scorta, il Presidente della Repubblica dovrebbe scendere. Ali di folla sulla fontana di Ceneda, ecco qui questa è l'auto che sta portando in visita al Museo della Battaglia il Presidente, il Capo dello Stato Mattarella. Proviamo ad andare anche con l'audio se riusciamo perché vediamo un applauso che arriva. Ecco qui, vediamo il Presidente entrare, saluta, questa è la gradinata che porta alla biblioteca civica, vediamo assieme al Presidente Mattarella che sta stringendo le mani alla gente. Come vi dicevo, ho detto molto probabilmente la lunga attesa è stata perché il Presidente si è fermato più volte a stringere le mani. Sta stringendo le mani, lo vediamo accompagnato dal Presidente del Veneto Zaia, dal Sindaco Tonon. Dietro di lui vediamo l'ingresso proprio con il logo, con la scritta del Museo della Battaglia. Vediamo anche tanti bambini che stanno salutando il Presidente. È una bellissima immagine e quindi ora il Presidente appunto dopo aver salutato farà il suo ingresso al museo per quella che sarà a tutti gli effetti una visita privata. Non ci sarà concesso ovviamente di seguire con le nostre telecamere il Presidente, ma continuiamo con queste belle immagini, anche se appunto le ali di folla in questo momento ci nascondono
visione del Presidente Mattarella, ecco, intanto i nostri operatori stanno cercando di spostarsi, il cordone di sicurezza è blindato, quindi vediamo un Presidente che vuole proprio stare in mezzo alla gente, salutare le persone. L'abbiamo visto fermarsi più volte, l'abbiamo visto fermarsi anche in un frangente, qualche istante in Piazza del Popolo, quando al termine della prima parte della cerimonia ha voluto proprio salutare e stringere le mani ai tantissimi vittoriesi che per la verità appunto hanno affollato Piazza del Popolo per un momento che è durato poco più di una decina di minuti. Però le immagini, la nostra piazza, le immagini di Vittorio Veneto hanno rimbalzato a livello nazionale, perché ovviamente gli occhi quest'oggi dell'Italia, anche di altre emittenti nazionali, sono tutti puntati qui, e quindi ora avremo l'ingresso del Presidente della Repubblica al Museo della Battaglia. Continuiamo sempre con le immagini, mentre nel riquadro più piccolo a destra abbiamo questo bello scorcio di Piazza Minucci, che è una piazza che si sta svuotando, rimangono solo i tecnici ora così una volta passato il Presidente c'è tutto l'impianto che è stato montato da smontare, ma continuiamo con questa bella immagine di Piazza Giovanni Paolo I. Vi stavo così stavo riprendendo alcuni dei concetti che sono stati affrontati dai vari intervenuti all'interno del Teatro Lorenzo da Ponte. Vi dicevo del sindaco Tonon, che ha ricordato come Mattarella appunto sia un garante dell'unità nazionale, e tutti noi applaudiamo, ha detto il sindaco Tonon, all'impegno per istituire istituzioni all'insegna appunto dell'unità nazionale da parte del Presidente della Repubblica. Da parte invece del Presidente Luca Zaia abbiamo sentito il grazie per l'attenzione che il Presidente della Repubblica ha rivolto alla nostra regione in queste settimane. Lo ricordavamo qualche settimana fa, il Presidente della Repubblica era a Belluno, e quindi era a Belluno soprattutto per gli eventi drammatici legati al maltempo che hanno contraddistinto la nostra regione qualche mese fa. Zaia, che poi ha ricordato entrambe le guerre, ovviamente, l'importanza di Vittorio Veneto sia per la prima guerra mondiale sia per la seconda guerra mondiale. E ancora abbiamo sentito, stiamo un po' ripercorrendo per sommi capi quello che abbiamo sentito pochi istanti fa. Possiamo magari avere le persone, qualcuno un po' di gente che sta affollando ancora Piazza Giovanni Paolo I, perché il Presidente Mattarella, possiamo dire, ha voluto toccare, ecco, continuano le immagini che ci arrivano, teniamole pure fino a quando poi andremo a chiudere la diretta. Il Presidente della Repubblica, possiamo dire, non ha fatto un torto a nessuno, è arrivato in centro a Vittorio Veneto e poi è arrivato sia a Serravalle, al Teatro da Ponte, ora sta andando anche a Ceneda, quindi la famosa e simpatica rivalità tra i due centri storici Ceneda e Serravalle è stata così messa a tacere anche dal Presidente della Repubblica. Un Presidente Mattarella che ha ricordato come Vittorio Veneto sia un luogo caro all'Italia, che ha concorso all'unità del paese. Le terre del Veneto, ha detto Mattarella, sono state martoriate nel corso delle due guerre, e ovviamente il Presidente Mattarella ha fatto anche riferimento al fatto che ci si debba stringere attorno al tricolore, attorno all'inno nazionale, che abbiamo sentito
risuonare in Piazza del Popolo, ma anche cantare all'interno del Teatro da Ponte con gli amici del Coro Col di Lana e di Officina 2.0, che sono stati proprio ringraziati anche direttamente dal Presidente della Repubblica, che, ultimato il suo intervento, ha stretto la mano alla direttrice Sabrina Carraro. Ci sono stati poi ampi riferimenti alla Resistenza, l'abbiamo ricordato più volte, il discorso accorato di Francesca Meneghin, la staffetta partigiana, ancora il ruolo delle donne, l'importanza delle donne, le staffette definite anche eroine senza armi, e ancora appunto il Presidente Mattarella, che ha ringraziato Francesca Meneghin per il coraggio che ha dimostrato negli anni appunto della guerra partigiana, e poi è stata ricordata anche Tina Anselmi. Bene, con queste immagini che ci arrivano, vediamo sempre la fontana di Piazza Giovanni Paolo I, con queste immagini che ci arrivano da lì, io direi che possiamo andare a chiudere questa nostra lunga diretta che vi ha raccontato in tutte le fasi appunto la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Vittorio Veneto. Un grazie va a tutti i tecnici che hanno reso possibile questa diretta: Davide Parpinello, Mirko Andreetta, Francesca Astori, Leonardo Segat, Alessio Denardi. Un grazie alla squadra esterna RAI che ci ha messo a disposizione il segnale che vi abbiamo potuto proporvi nella sua interezza. Grazie a tutti voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima.